A ringraziabile salute. Jo presidente dell'esecutivo, a dare corso a bande, così abbiamo letto anni e anni, così dimo e digeremo sempre. A dare corso deve produrre ricchezze, deve nutrire l'uomo, così dimo e digeremo sempre. Per ora nutrisce l'ingordi che si dettiano di gimento. Con la forza di un diritto, la cartografia di un Baduc si sostituisce ai sacrifici di militanti di un fronte di liberazione nazionale di Agorziga. Permettitemi di pensare a egli, di salutarli tutti. Cosa sarebbe diventata Agorziga senza egli? Oggi la situazione è anche peggio che in un mentre di anni 70. Un fronte non ha potuto fare tutto, ma ha limitato i danni, coscientizzato il popolo e permesso di proteggere la Corsica, il diritto per incapace a fare altrettanto. La società si sono impegnati assai di noi, li voglio ringraziare di noi, ma oramai si aspetta assai di più della nostra collettività. Penso ai giovani, che messaggio li mandiamo? A Corsica non deve mai più buttare all'ore dure e aspre di lotta clandestina. La betonizzazione in corso di parecchi spazi agricoli strategici esa deve essere separata dalla forza pubblica solo dalla forza pubblica. Aveva descritto in stusanza la prefetta di Corsica di giugno scorso che si era ingaggiata a mettere in atto un controllo stretto della piegazione di un Baduc in spazi agricoli. Dall'informazione che noi abbiamo, i permessi di costruire vanno crescendo, che lo sia fatto un controllo di legalità. Consideriamo noi che lo Stato, i suoi ingaggiamenti, un'amica di noi. La sua responsabilità è tremenda. E di nostri ingaggiamenti a chi ne siamo? Fin di luglio di 2018 è stato presentato un rapporto di modifica di Baduc da ristabilire la carta di spazi strategici agricoli. Parecchi emendamenti sono stati presentati e buttati. Era previsto la messa in piazza di un copil per seguire i lavori in giro alla carta di l'ESA e un calendario di lavoro. A chi ne siamo oggi? La prima riunione di Ugopil era almanaccata per il 30 ottobre scorso e a delibera di un consiglio esecutivo arrestando un progetto di cartografia nuova per mezzo di novembre. A fine di procedura per il 20 luglio di 2019. Da qui a qualche giorno saremo d'aprile. E il tempo corre. Mentre la vostra presa di parola avete letto, e noi di noi, di modo chiaro, che l'UGI vorrebbe fare uso di mezzi giuridici a nostra disposizione se lo Stato faltava. Chi ne pensate di istruzione di petto alla situazione udinca? Oggi Presidente dell'Esecutivo, lo Stato deve tenere i suoi ingaggiamenti e rispettare la sua parola e il suo scritto. E a noi ci tocca tenere i nostri ingaggiamenti quando ne abbiamo il potere di va. Allora, insieme, facciamo da che l'obiettivo si sia scompianto, da proteggere ciò che l'antico già hanno lasciato, da sviluppare e assicurare la bene dei nostri ideali che avranno scelto di sfruttare e campare a Sodara. Abbiamo bisogno di un messaggio chiaro da vostra parte ai speculatori, ai meri e ai giovani di noi. A ringraziarvi. Interessante assai, ma troppo lungo, o doppio. La réponse du Conseil exécutif. Adio da tagliare all'accordo perché è una questione che merita allo stesso tempo di avere una risposta a nostra forma e a nostro fondo. Ci attaccheremo al fondo. Mi sono spiegato in cui il presidente del gruppo Corsica Libera, dunque non c'è più discussione sul punto di vista qui. Per conto mio, a 70 anni, dopo un ingaggiamento di quasi 50 anni,
di goli, di veli, di ragioni, non c'è pensieri che l'attaccatezza alla terra, al patrimonio, alla lingua, alla nostra cultura è sempre tremendo. E dopo aver lottato anni e anni, siamo oggi tutti qui a guerra, in cui i mezzi dati dal diritto dobbiamo tutti cercare di pagare l'ingordo che si dettiano di cemento per ripigliare la vostra frasata. Il PADUC, concepito in 2012, votato in 2015, scelta di società, strumento maggiore di regolazione dell'urbanismo, è astradato dalla nostra maggiorità, tutte le sensibilità della nostra maggiorità. Il Tribunale amministrativo ha rimesso in causa la carta di Lesa per un problema di forma, a sapete, e ci ha voluto dunque a ripiare quest'opera. Lo scopo essendo di ottenere un risultato valido e indiscutibile. Sul lavoro tecnico maggiore ha pigliato più tempo che previsto e l'ha previsto in un calendario del 30 luglio, mi pare, a poco presso un anno. Agosto è passato e non si è potuto presentare il progetto che a 20 settembre alla Camera dei Territori. Le planning initial devait, pour être respecté, limiter la participation des maires à une période de 3 semaines et située sur le mois de décembre. Nous avons, en conformité avec le rapport voté à l'Assemblée de Corse, sollicité les maires. Vous n'êtes pas sans savoir que cette opération représente, du point de vue technique, beaucoup d'investissements humains et techniques. La méthode et l'objectif nous a imposé d'affiner le plus possible en utilisant l'orthophotographie récente. L'obligation de créer un logiciel spécial mis à disposition des communes pour leur faciliter la tâche, sachant par ailleurs que beaucoup de communes ne disposent pas d'ingénierie suffisante, pour ne pas dire de secrétariat efficient. Le calendrier. Le taquet a été arrêté fin novembre 2018. À cette date, seules 20 communes s'étaient manifestées. De nombreuses autres communes nous ont sollicité pour obtenir un délai supplémentaire. Un mois d'abord et puis un second report afin que l'association des maires de Corse du Sud soit satisfaite puisqu'elle nous demandait un délai au 31 janvier. Tout cela, il faut que vous le sachiez. Durant cette période, je peux le dire, j'ai mesuré un désarroi profond et réel des élus locaux, totalement perdus face à l'immensité et à la complexité de la tâche. J'ai initié, avec les services de l'agence et de la direction de territoire, un cycle de 48 réunions étalées sur les 6 premiers mois de 2019, afin de mieux cerner les attentes et les difficultés des communes. À ce stade, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que la quasi-totalité des maires, tout en saluant le PADUC, ont pointé un manque de concertation lors de l'élaboration du document. Qu'à l'issue de ces rencontres, force est de constater que si tous les doutes et inquiétudes n'ont pas été levés, commune après commune, les explications données ont très largement contribué à l'apaisement. Le résultat actuel, plus de 120 communes ont finalement déposé des contributions. Voilà comment je conçois la concertation.
Le résultat aujourd'hui, c'est que nous disposons de l'ensemble des données. C'est une construction et compte tenu de ces éléments, des éléments de notre possession, nous pouvons envisager raisonnablement de tenir le COPIL dont vous parlez à la fin du premier semestre. J'ai d'autres enseignements que je peux vous communiquer éventuellement si vous le souhaitez. La préservation n'est pas une fin en soi. Ce que nous voulons, c'est la mise en production de ces ESA pour nous permettre de sortir de la dépendance alimentaire. Bien entendu, cela suppose la mise en valeur et l'implication de tous les acteurs, et notamment de l'ODARC, mais je pense qu'on peut compter sur Lionel pour cela. Je vous remercie.